Al comunale Gipoviani di Nervesa della Battaglia, dove tra poco si affronteranno Padernello Follinese, gara valida come spareggio per salire in seconda categoria. Vediamo le formazioni delle due squadre, con il Padernello che schiera questo 11: Cimolin, Frangipani, Dieng, Vincenzi, Mattarollo, Minato, Condotta, Severin, Pizzolato, Cone, Sartor. In panchina con il signor Artuso il numero 12 Palasgo, il numero 13 Dametto, il numero 14 Basso, il numero 15 Zatta, il numero 16 Feltrin, il numero 17 De Marchi, il numero 18 Marinello, il numero 19 Doumbia, il numero 20 Facchin. Risponde la Follinese con questo 11: Casagrande, Garla, Andreolla, Bianco, Marostica, Grando, Vettoretti, Favero, De Martin, Botton, Rebeschini. In panchina con il signor Massimo Antoniazzi il numero 12 Vian, il numero 13 Dal Pont, il numero 14 Chiappinotto, il numero 15 Bortolini Riccardo, il numero 16 Bortolini Alessandro, il numero 17 Breda, il numero 18 Lorenzon, il numero 19 Ndiaye e il numero 20 Vidali. Arbitrerà l'incontro il signor Formisano di Castelfranco Veneto, coadiuvato dagli assistenti Romano e Basso, entrambi di Castelfranco Veneto. Buon divertimento! Buon pomeriggio dal comunale Gipoviani di Nervesa della Battaglia. È tutto pronto anche per quanto ci riguarda, per seguire la gara che porterà una delle due squadre, ovvero tra Padernello e Follinese, in seconda categoria direttamente. Ed è un finale di questo campionato di terza categoria piuttosto incandescente, perché sono arrivate in tre squadre a pari punti in vetta alla classifica, e quindi è stato necessario questo spareggio in cui si affronteranno Padernello Follinese, perché avevano una sorta di miglior classifica, diciamo così, e poi la perdente di questo spareggio andrà a spareggiare ulteriormente con la Dynamis, per vedere chi tra le due appunto potrà salire anche di categoria. E allora vediamo le formazioni che sono state già diramate e che andranno in campo qui al Gipoviani di Nervesa della Battaglia. Tra l'altro è una ottima giornata per giocare al calcio, sicuramente ha piovuto nella mattinata, campo in ottime condizioni. Ecco le due squadre che fanno l'ingresso in campo, due squadre che si conoscono bene e che naturalmente possono dire la loro in questo spareggio, che naturalmente dovrà determinare un po' tutto il discorso della terza categoria con il passaggio in seconda. Maglio verde, nero-verde per il Padernello, bianco-rosso per quanto riguarda la formazione del Follinese. Vediamo la formazione del Padernello, che manda in campo Cimolin, Frangipani, Dieng, Vincenzi, Mattarollo, Minato, Condotta, Severin, Pizzolato, Cone e Sartor. Questo per quanto riguarda l'11 scelto dal signor Artuso, che in panchina porta Palasgo, Dametto, Basso, Zatta, Feltrin, De Marchi, Marinello, Doumbia, Facchin. Risponde la formazione della Follinese con questo 11: Casagrande, Garla, Andreolla, Bianco, Marostica, Grando, Vettoretti, Favero, De Martin, Botton e Rebeschini. In panchina con il signor Massimo Antoniazzi troviamo Vian con il numero 12, con il 13 Dal Pont, con il 14 Chiappinotto, con il 15 Riccardo Bortolini, con il 16 Alessandro Bortolini. C'è la nebbia dei fumogeni che ci assale anche qui in tribuna stampa, con il 17 Breda, con il 18
18 Lorenzon, con il 19 Ndiaye e con il 20 Vidali. Come vi ho detto, a Massimo Antoniazzi è il tecnico che dirige la squadra. Arbitreranno l'incontro il signor Formisano di Castelfranco Veneto, coordinato da una terna, o meglio dai due guardialine che sono tutti di Castelfranco Veneto, almeno così ci hanno detto, quindi Romano e Basso, entrambi di Castelfranco Veneto, quindi terna tutta di Castelfranco. Sta per iniziare la gara, partita sentitissima, una gara nel campionato è stata vinta dalla formazione del Padernello, l'altra gara è stato un pareggio tra le due squadre, che quindi possiamo dire si equivalgono e naturalmente si giocano tutto in questo spareggio, in questa finale per quanto riguarda la terza categoria. Si deve decidere chi dovrà salire appunto direttamente, e vedremo quello che succederà. Tifo che è nettamente a favore, ma almeno per quanto riguarda il rumore che sentiamo proprio in tribuna dalla Follinese, che ci aveva già colpito quando, ecco la gara che parte, quando si è giocata la finale di Coppa Provincia Memorial Lorenzon a Pieve di Soligo contro la Dynamis. Un tifo veramente e un supporto importante per la formazione di Antoniazzi. Viene in avanti il primo scambio che cercano di effettuare i giocatori del Padernello. C'è il fallo fischiato ai danni del Padernello, che con una spinta va a mettere a terra il giocatore della Follinese. Era Frangipani che ha commesso il fallo. 39 secondi di gioco, con palla manovrata dal portiere Casagrande. Casagrande è pronto al rinvio lungo oltre la metacampo, il colpo di testa non riuscito, poi riescono in qualche maniera a mettere giù il pallone, poi perduto da Bianco, palla che gira dalla parte opposta, dove colpo di testa di Garla che blocca tutto, in scivolata ancora un tentativo per bloccare da parte di Favero l'imbucata del Padernello. Così è, si guadagna una rimessa in gioco per quanto riguarda la Follinese, che prova a ripartire con Garla ancora sulla fascia destra del campo, giocatore di esperienza che poi sventaglia tutto dalla parte opposta, però la palla non arriva a compimento e allora può ripartire la formazione del Padernello, che però commette in uscita un fallo e va a bloccare la possibilità di ripartenza, e la ripartenza passa adesso tra i piedi di Bianco e tra i piedi appunto della formazione di Follinese, che è partita con un piglio più d'attacco, perché si è subito ribaltata, per così dire, nella metacampo del Padernello, palla gettata dentro in mezzo al campo, ancora un colpo di testa con qualche difficoltà nel tentativo di liberare l'area, prova a manovrare ancora la formazione della Follinese con il suo numero 11 che è Rebeschini, che ha cercato di mettere dentro palla, non riuscita, riparte il Padernello, ma azione che viene fermata ancora dalla difesa della Follinese. Deve trovare il bandolo della matassa, ancora la formazione di Padernello, uno scontro piuttosto pesante sotto gli occhi dell'arbitro, che però dice che era tutto regolare. Allora si può continuare con una rimessa in gioco da parte di Andreolla con le mani. Andreolla che va a servire il proprio compagno, poi la imbucata in centro area, non trova nessuno, anzi trova il numero 10 Cone ad imbucare ulteriormente bene un suo compagno di squadra che guadagna, era il numero 11 Sartor, che guadagna un fallo e guadagna una punizione all'altezza pochi metri dopo il centrocampo, e quindi ancora la formazione del Padernello che sta facendo sfogare, diciamo così, la partenza veemente della Follinese. E allora c'è una punizione adesso con il silenzio che è calato al Gipoviani in attesa dello sviluppo e dello svolgimento di questa punizione. Palla che viene
messa lunga, alta, voleva trovare la porta, non l'ha trovata il giocatore del Padernello, che poi alza la testa e chiede scusa. Era il numero 3 Dieng Serigne Solù, che aveva tentato un po' velleitario il tentativo da oltre 30 metri sicuro, aveva cercato di colpire e di trovare la porta, non c'è riuscito, palla altissima, e allora 4 minuti di gioco con la formazione del Padernello che prova a spostare in avanti anch'essa il proprio baricentro, non ci riesce in questa occasione, palla che viene fermata perché Marostica è andato in anticipo, ma poi ha subito il fallo, ed è lo stesso Marostica che va alla battuta lunga, presumiamo, viene a trovare una sventagliata sulla fascia sinistra del campo. Il tentativo di colpo di testa da parte di Rebeschini non riesce, però ferma tutto ancora il centrocampo della formazione della Follinese, che poi non concede nulla, non fa passare l'attacco del Padernello in avanti. Il tentativo poi di De Martin, tentativo anche questo un po' velleitario, perché qualche compagno gli suggerisce di aspettare un attimo. È andato al tiro un 2003 Nicolò De Martin, buona per scelta tecnica, perché tra l'altro insomma si era anche coordinato abbastanza bene, palla che però poi è sfuggita ed è volata via altissima. Nulla da fare per la Follinese, che prova a ripartire, prova a ricucire. Adesso è la volta del Padernello, che viene dalle parti della difesa e della porta controllata da Casagrande, entra in area, un tentativo molto bello di questo giocatore, che ha fatto tutto il campo da solo, e c'è il gol che porta in vantaggio il Padernello, il numero 11 mi pare della formazione. Sì, è il numero 11 della formazione del Padernello, che ha sfruttato però una cavalcata, è il caso di dirlo, sulla fascia sinistra del campo del giocatore, che ha spinto e ha portato fino in area il pallone, ha messo dentro un pallone delizioso su cui c'è stato soltanto la difficoltà di spingerlo dentro. Il tap-in vittorioso per quanto riguarda Sartor, che porta avanti quindi il Padernello 1-0 con il gol del Padernello, che sblocca la partita. E adesso, signori, la Follinese dovrà cercare naturalmente prima di tutto di pareggiare i conti e poi riuscire a ritrovarsi, perché è stato un gol, e sarà sicuramente un gol abbastanza pesante, perché ha colpito a freddo, ha colpito proprio nel momento in cui forse stava giocando decisamente e stava spingendo di più la Follinese. Un contropiede, un tentativo di andarsene, riuscito poi lungo la fascia sinistra del campo, nessuno è intervenuto, si è lasciato andare questo giocatore proprio fino in area, e poi c'è stata la facilità di mettere dentro il pallone, e ancora una volta il gol che è per il gol del numero 11 Sartor, che porta in vantaggio appunto il Padernello. Sartor che timbra il gol per il Padernello, che porta in avanti la sua squadra 1-0 per il momento. Ancora con la rimessa in gioco con le mani per quanto riguarda il Padernello, con Frangipani che aveva cercato il numero 3 Dieng, non riuscito il tentativo di portarsi in avanti. Ancora Dieng dalla parte sinistra del campo, e si gira abbastanza bene ancora Sartor, l'autore del gol. Palla tra le mani di Casagrande, che la fa sua, ed è pronto il rinvio lungo oltre la metà campo abbondantemente, con il numero 10 Botton che cerca di conquistare il pallone, non ci riesce, perde la sfera. È un po' frastornata la formazione di Antoniazzi, che ha subito questo gol al minuto
intorno al minuto settimo minuto di gioco c'è questo gol di Sartor che dà il vantaggio al momento per la formazione del Padernello, partita aperta quindi qui al Gipoviani di Nervesa della Battaglia, dove si gioca questo spareggio tra le due formazioni, appunto Padernello e Follinese. Punizione per il Padernello sulla linea della metacampo. Palla gettata in avanti ancora, colpo di testa di Marostica che mette fuori, poi Dieng che anzi non era Dieng, era Cone che la mette dentro per Diem. Attenzione perché stanno giocando veramente bene questi due ragazzi, con il numero 10 Cone e con il numero 3 Dieng, che hanno impegnato per il momento e stanno impegnando per il momento la retroguardia della Follinese. C'è un fuorigioco che la linea A3 della Follinese ha chiamato al guardialine sotto la tribuna, e allora c'era linea piuttosto alta, piuttosto in linea, come si deve fare. Non è riuscita ad andare oltre, allora si blocca con Casagrande che scaraventa il pallone ancora davanti, una spizzata che poteva essere pericolosa perché poteva far raggiungere il pallone a Rebeschini, così non è stato. Palla che viene controllata tranquillamente da Kevin Cimolin, che rinvia lungo verso l'autore del gol Sartor, che poi spinge, l'arbitro dice che è tutto regolare su Garla, mette dentro ancora Sartor il pallone, palla che ritorna quasi da Garla, poi la palla viene riconquistata dalla formazione della Follinese, che però in uscita non riesce a concretizzare questo tentativo di portare in avanti il pallone, allora deve andarsene a prendere il pallone Casagrande sulla propria area di rigore e aspettare naturalmente la posizione di tutti i suoi giocatori per vedere di effettuare questo lancio, probabilmente ancora un lancio lungo oltre la metacampo, si avvicina, si muove per farlo battere un giocatore del Padernello, nulla di fatto, ancora controllato da Cone il pallone, Cone e Dieng che stanno così segnando un po' la partita, in questo caso con il pallone che viene manovrato adesso dal numero 5 Giacomo Vincenzi dalla parte opposta, sventagliata ancora, controllata, c'è il fallo, una spallata da Tergo per quanto riguarda Minato, che ha travolto il suo avversario, era il numero 9 De Martin, travolto da Minato, va per le terre, guadagna la punizione. Allora in due uomini sul pallone c'è il numero 5 Alberto Marostica e c'è il numero 10 Andrea Botton. Se ne va Marostica all'interno dell'area perché ha un ottimo colpo di testa, lo ricordiamo, a Pieve di Soligo nella finale appunto contro la Dinamis, ha sfiorato per 2 volte colpendo di testa il gol, e allora ci prova a mettere dentro De Martin, ha ancora il pallone, era Botton anzi che ha messo dentro questa palla che rimane lì, vaga, però poi c'è il rinvio trovato per favorire la ripartenza della Follinese, mette a terra il pallone elegantemente di petto Samuel Favero, che prova poi a lanciare il suo compagno sulla fascia destra del campo, palla che termina abbondantemente a lato, nulla di fatto. 1-0 il risultato qui al Gipoviani di Nervesa della Battaglia, con il vantaggio trovato dalla Padernello con Sartor al 7° minuto di gioco, proprio una botta a freddo, diciamo così, perché stava controllando la partita e stava controllando il primo tempo, la parte. Attenzione, ancora un errore in difesa, poi rimedia in qualche maniera, mi pare Marostica, che va in scivolata a bloccare il tentativo di entrare in area da parte di Pizzolato. È una fascia sinistra che sta procurando notevoli problemi alla formazione
di Antoniazzi. C'è il calcio d'angolo, è il primo calcio d'angolo che va a battere il Padernello, con Alessandro Sartor pronto alla battuta in area, un groviglio di uomini. Sartor la mette dentro sul secondo palo lungo, ma ha troppa libertà al numero 10 Siaka Kone, che è un 98 e che sta giocando questa partita con molta intensità. Ha fatto bene, è partito bene. Sia lui che il numero 3 Dieng hanno procurato notevoli problemi per il momento alla formazione della Follinese, ancora con Sartor che spinge da Tergo. Questi falli inutili, perché questo è stato un fallo veramente inutile, punizione, con Garla che mette a terra il pallone e potrà andare alla battuta lunga per cercare di favorire l'ingresso in area dei suoi. Garla che la sventaglia dentro, però il colpo di testa è a favore di Minato che allontana il tutto. Ancora un po' di confusione, attenzione perché si scivola anche parecchio. Ha piovuto, vi dicevo, in mattinata qui a Nervesa della Battaglia, campo che è in perfette condizioni. Si scivola un pochino in alcune fasce del campo e l'abbiamo visto con alcuni giocatori che hanno perso l'equilibrio e sono caduti, quindi bisogna stare parecchio attenti, soprattutto nella linea A3 della Follinese in difesa. Manovra ancora la Follinese, ancora un fallo sulla linea di centrocampo. Palla che viene messa a terra, qualche suggerimento da parte di Favero al giovane Rebeschini e a De Martin. E allora vediamo cosa succede con questo traversone, con questa imbucata che andrà sicuramente in area di rigore. Palla che arriva, ma c'è anche Cone che ci arriva di testa a mettere fuori il pallone, quindi riprende in ogni caso la compagine della Follinese con il tentativo di rimetterla dentro. Ancora confusione tra il numero 11 Rebeschini e il numero 8 Favero. Viene in avanti dalla parte opposta Pizzolato, ancora spina nel fianco per la fascia sinistra del campo per quanto riguarda la compagine di Antoniazzi, che per il momento non è riuscito ad arginare ancora questa spinta potente sulla fascia sinistra del campo, che ha portato al gol di Sartor al 7° minuto di gioco per il Padernello, che è avanti di 1-0. Palla che non entra in area, poi ancora confusione tra il numero 10 ed il numero 8 in maglia verde, con questo fallo ancora in uscita da parte di Mattarollo, mi pare, che adesso va a perorare la sua causa. Sì, era Mattarollo, Andrea Mattarollo, classe 96, ha commesso fallo inutile, va a perorare la propria causa, ma quando l'arbitro fischia poi non c'è più nulla da fare. Garla che vuole scaraventarla ancora dentro, ma c'è Cone di testa che la mette fuori. Ancora la palla rimane qui all'altezza della metacampo, con Garla che prova a spingere i suoi in avanti. Nulla di fatto, perché la palla termina mestamente sul fondo campo. Formazione di Follina che ancora non ha recuperato al 100% il gol subito, e allora deve stare molto attento per non lasciare altro spazio alla formazione del Padernello, che alla prima occasione utile ha colpito e ha freddato Casagrande. Colpo di testa ancora sulla linea di metacampo con la formazione della Follinese che cerca di guadagnare posizioni. È bravo ancora Conè a difendere il pallone, poi prova a ripartire il Padernello con l'autore del gol Sartor che si gira bene, il tentativo di 1-2 non trovato, palla che stava per scappare via. E allora viene controllata ancora, mette palla a terra la formazione di Follina, con il tentativo poi di andare a pescare dalla parte opposta Botton da parte di Favero, non riuscito. Palla che termina in fallo laterale, si avvicina per la battuta Simone Frangipani, è un classe 2000 e con le mani va a
lanciare Sartor ancora, che cerca di girarsi, ma la palla è terminata a lato e quindi nulla di fatto per Sartor, l'autore del gol, che non riesce a controllare questo pallone, allora permette a Marco Andreolla, classe 93, di portare con una rimessa gioco ai suoi. Forse c'era un fallo, l'arbitro lascia correre per il vantaggio che ne era scaturito, che ne era uscito. Casagrande che apre le braccia perché non vede nessuno libero dei suoi e deve pescare ancora in avanti il tentativo di trovare Botton, anticipato da Cone. Adesso dalla parte opposta il numero 3 Dieng, che sventaglia ancora molto molto bene, una bella palla questa, che però riescono in qualche modo quelli della Follinese ad arginare e a chiudere. Prova a ripartire, palla a terra, sta giocando molto più palla a terra la formazione di Follina, però ci sono anche parecchi errori di impostazione poi nella fase che in uscita dalla difesa al centrocampo. Dieng che viene in avanti, ne salta uno, due, poi Marostica che cerca lo sgambetto da Tergo, vanno per le terre entrambe. C'è l'ammonizione per Dieng, c'è l'ammonizione per Dieng, c'è l'ammonizione per Dieng. Posso dire di non essere molto d'accordo su questa scelta dell'arbitro, perché i due si erano strattonati da un po', si stavano strattonando da un po', e forse il fallo più grave l'aveva compiuto in precedenza Marostica, poi gli è andata bene, insomma, e ha subito il fallo cadendo tra l'altro anche rovinosamente a terra. Riparte la Follinese con lo stesso Marostica, che ha provato ad impostare un tentativo di azione bloccato subito sul nascere dalla difesa del Padernello. Lancio lungo di Cimolin, palla che viene controllata ancora dalla formazione della Follinese, che prova a ripartire, però il lancio in avanti è nel vuoto, nulla di fatto. Spinge adesso la formazione con Andreolla, buono il numero 10 di casa, ovvero De Martin, anzi Botton, che poi perde la sfera. Un paio di numeri a centrocampo di questo giocatore che è un classe 2000. È pronto al rinvio intanto Cimolin, oltre la metà campo, colpo di testa da parte di Favero. Sembra che adesso la partita sia ritornata sui canoni della normalità, cioè che la Follinese abbia ricucito la battuta a vuoto avuta al 7° minuto di gioco con il gol di Sartor, e provi adesso a ricucire le trame di gioco per tentare di portarsi dall'altra parte del campo. Non in questo caso, raccoglie il pallone Cimolin, poi lo rinvia lunghissimo verso Diang. Attenzione, perché non si sono accorti che stava arrivando Sartor. È un po' veramente una spina nel fianco Sartor, perché si muove da destra a sinistra ed è difficile in marcatura. Adesso Sartor va a mostrare una botta ricevuta, un taglio, qualcosa ricevuto sul fianco da parte, a suo dire, del suo marcatore. L'arbitro lo ha allontanato, nessun problema, quindi può rigiocare ancora la formazione della Follinese. Travolto il giocatore della Follinese, ma non c'è fallo, viene in avanti e a terra ancora l'uomo della Follinese, però l'arbitro lascia giocare, fa giocare ancora con il numero 3 Andreolla, che va in maniera piuttosto pesante su Sartor. Si è fatto sentire, come si suol dire, però l'arbitro può far giocare. Fa arretrare Frangipani che voleva guadagnare qualche metro con la sua rimessa in gioco, e allora eccola la rimessa in gioco che va verso Sartori, il colpo di testa del numero 9 del Padernello, che rimette ancora palla su Frangipani. Vediamo se si alza la bandierina del guardialine. No, sì, adesso si è alzata perché era fuori la presa
vediamo se indica che il pallone era uscito oppure se indica la posizione di fuorigioco da dove mi pareva fosse partito in precedenza. No, non era fuorigioco, quindi va con la rimessa in gioco dal fondo. No, vedi, allora c'era da far giocare un fuorigioco visto dal guardialine sotto la tribuna su Sartor, l'autore del gol, Alessandro Sartor, classe 2002. Rinvio lungo di Casagrande con la palla che viene controllata dal Padernello, che tentava di rifar ripartire in velocità dalla parte opposta Dieng, non è riuscito e allora prova a spingere sulla fascia destra del campo la Follinese, guadagna palla, la tiene, Botton la gira immediatamente, però troppo sotto, non c'è problema per Cimolin, per Kevin Cimolin, portiere della compagine del Padernello, però era fuori il pallone, quindi si va con una rimessa in gioco già effettuata da parte del numero 1 del Padernello, che fa giocare i suoi in mezzo al campo, trova Cone che va a complicarsi la vita perdendola per un attimo, poi ancora Cone che fa viaggiare Frangipani per Dieng che lascia il pallone, molto bello ancora Sartor, e Sartor si divora un altro gol, però azione bella, azione molto buona con Sartor ancora a tu per tu con il portiere, palla che termina a lato, il tiro però è andato vicinissimo al raddoppio il Padernello, deve stare attento perché questo giocatore, questo Sartor, fa male e quindi dovrà prendere qualche provvedimento Antoniazzi, che tra l'altro è un giocatore che ha iniziato a sinistra, adesso si è portato a destra, dialoga molto bene con la Boa in mezzo al campo, il suo centrocampista, e poi con Cone e Dieng, e quindi attenzione adesso alla Follinese che butta in mezzo all'area questo pallone, Cimolin forse ostacolato dall'attaccante, vediamo che cosa decide l'arbitro, che cosa ha deciso l'arbitro. Mi pare che si possa riprendere con una rimessa dal fondo per Cimolin, che mette giù la palla, guadagna naturalmente tutto il tempo immaginabile e possibile, chiaramente visto il vantaggio della sua squadra, e allora Cimolin ancora al rinvio lungo oltre la metà campo, il colpo di testa di Marostica che si fa sentire anche da Tergo, buono il tentativo di andarsene in avanti sulla fascia destra del campo della Follinese, blocca tutto però il numero 5 Mattarollo, che va a mettere il pallone in fallo laterale, ma l'ha toccata un giocatore della Follinese, allora può riprendere a giocare, a masticare ancora campo. Guardate come se ne va ancora sulla fascia sinistra del campo il Padernello, mette dentro questo pallone, ancora uno sbaglio, ancora un errore da parte del Padernello, però attenzione, vi ho detto, fascia sinistra del campo, bisogna in qualche maniera arginarla e cercare naturalmente di trovare una soluzione, perché non ci siamo, le azioni più pericolose partono tutte da quella fascia e naturalmente vanno a pescare il centravanti Pizzolato e il numero 11 Sartor, autore appunto del gol del vantaggio qui al Gipoviani di Nervesa della Battaglia. Garla, lancio lungo, è buono, questa volta il tentativo di far viaggiare, sì, buono, in uscita altrettanto bene il Padernello che tiene palla, lo fa riguadagnare però a Garla che la rispedisce nel mezzo, poi il colpo di testa di De Martin che voleva spizzare il pallone, non c'è riuscito, palla che rimane lì, e allora Marostica adesso viene fermato dall'arbitro per il fallo commesso. Palla messa qualche metro vicino alla linea di Mezzaria.
aspetta il posizionamento dei suoi davanti con molta calma e tranquillità, chiaramente da parte del Padernello. Chiama palla Casagrande, la fa sua, palla lunghissima per Sartor che non era in posizione, e allora ancora in avanti per la compagine della Follinese, che cerca di portarsi un pochino più avanti rispetto a come partita e a come ha cercato di contenere in questa gara. Ancora bene, palla a terra, gira molto bene, tra l'altro adesso può andarsene sul fondo, il pallone che aveva voluto e pescato il numero 7 Vettoretti per cercare De Martin, che in scivolata ha cercato la deviazione, non trovandola. Si rianimano i tifosi della Follinese che sentite in sottofondo. Palla che non riesce ad essere allontanata dalla zona della difesa da parte del Padernello, che deve provare a ripartire. Alza un po' il baricentro la compagine della Follinese, commette fallo innocuo e ingenuo Garla. L'arbitro era lì a 2 passi, lo vede, fischia il fallo. Si guadagna ancora tempo, 29 minuti di gioco qui al Comunale Gipoviani per questo spareggio per salire in seconda categoria. Spareggio che vede in campo il Padernello al momento in vantaggio per 1-0 sulla Follinese di Antoniazzi. Ancora in avanti la formazione, un po' di confusione nei rinvii, non se ne va, forse c'era il fuorigioco, vanno per le terre tutti quanti, ma effettivamente c'era il fuorigioco, avrebbe fischiato il fuorigioco di Dieng, perché era al di là di tutti e quindi l'aveva già visto. Poi insomma si sono travolti un paio di giocatori. C'è un uomo a terra della Follinese, quindi viene a controllare anche quello che è successo il capitano, che è Mattarollo del Padernello. Si è fatto tutto il campo, adesso ritorna nella sua posizione in tutta fretta, niente di grave. Si è rialzato l'uomo della Follinese, lancio lungo di Casagrande ancora per il tentativo di Botton di colpire di testa, non riuscito. Va De Martin a cercare il controllo, attenzione a questa scivolata pericolosissima del numero 8 Favero. Poi la palla che va dalla parte opposta ancora, questa volta interviene bene sull'uomo, sul pallone, scusatemi, ma travolge anche l'uomo, però siamo alle solite, perché la fascia sinistra del campo hanno cercato di bloccarla proprio in entrata, però è riuscita ugualmente con Dieng ad andare quasi sul fondo e quasi era riuscito a pescare dalla parte opposta l'autore del gol, appunto Sartor, ancora con la stessa struttura di gioco che abbiamo visto per il gol e anche in un'altra occasione quando c'è stato il rischio per la Follinese di andare sotto per 2-0 già nel primo tempo. L'uomo a terra del Padernello, nulla di grave mi pare, perché poi tra poco si rialzerà, lo vedremo. Linea difensiva un pochino preoccupata, quella della Follinese. C'è Marostica che sta parlando adesso con il suo compagno Andreolla. Stanno rischiando troppo e forse non arriva la copertura adeguata sulla fascia sinistra del campo, che è stata quella dolente per la Follinese e vincente per il Padernello. Prova ad uscire la formazione della Follinese, difficoltà nel controllare il pallone, anche forse per una spinta da tergo su un giocatore di marca Follinese. Palla che rimane lì, viene riconquistata da Garla con il corpo, poi pallone in avanti sbagliato, Garla che la sventaglia via in malo modo ancora sulla fascia, ma la palla termina fuori abbondantemente, nulla di fatto. C'è Bianco con il pallone tra le braccia, pronto a far giocare nuovamente i suoi in avanti ancora su questa fascia. Garla che svirgola il pallone per la seconda volta. Brutto il primo rinvio, è bruttissimo questo secondo rinvio, che non è riuscito a
far viaggiare più avanti e più lontano come era sua intenzione. E allora Dieng adesso con le mani cerca di metterla in area e ci riesce anche. Il colpo di testa, la spizzata, attenzione, qui c'era il fallo su Casagrande e in effetti è così, l'arbitro fischia giustamente, però ancora una volta, come avete potuto vedere, azione che nasce dalla sinistra, questa volta con le mani Dieng fa viaggiare in area, spizzate, 2 spizzate e pallone che poteva complicare la vita al portiere Casagrande della Follinese. Rimasto intanto infortunato leggermente perché sta zoppicando Frangipani e mi pare che Antoniazzi invece dal canto suo ha mandato a scaldare un giocatore della Follinese. Quindi vediamo se è un cambio tecnico oppure se è un cambio dovuto ad un infortunio di uno dei suoi e quindi provvederà al cambio, perché vediamo appunto che si sta riscaldando un uomo per la Follinese, mentre a terra c'è Frangipani del Padernello e vediamo se anche mister Artuso sarà costretto ad un cambio forzato oppure se Frangipani riuscirà ad entrare in campo. Mi pare di sì, perché si è rialzato, quindi probabilmente vediamo. Sì, sta zoppicando notevolmente, però mi pare che possa farcela a rientrare. Chiede di rientrare ma deve andare a centrocampo. No, ragazzi, è il minimo insomma di regole, non andare a centrocampo per rientrare in campo, altrimenti giustamente l'arbitro non ti fa rientrare. Sì, mi pare che abbia ripreso anche a correre senza problemi, quindi Frangipani, il terzino del Padernello, che è pronto a rientrare. Può farlo adesso, dice l'arbitro. Zoppica ancora un pochino, ma va a prendersi la sua posizione, mi pare, sì. Con le mani la Follinese. Andiamo a vedere il tempo, 35 minuti al cronometro, 10 al termine del primo tempo. Non ci saranno, penso, minuti di recupero. Continua a scaldarsi intanto l'uomo della Follinese sulla fascia. Erano in 2 in fuorigioco, si è alzata molto bene la linea della Follinese per mandare in fuorigioco gli attaccanti Sartor e Pizzolato del Padernello. Palla ancora in avanti, palla ancora controllata dal numero 11 Rebeschini, che fa girare il pallone, poi Botton, palla pescata, anzi era Favero che aveva cercato di cambiare il gioco da destra a sinistra, palla calciata male, nulla di fatto. Vediamo questo rinvio con tutta la tranquillità immaginabile e possibile di Kevin Cimolin per il Padernello, va abbondantemente oltre la metà campo, il colpo di testa molto buono a spizzare del centravanti Pizzolato, che voleva servire Sartor, non c'è riuscito, stava per andarsene in contropiede in mezzo alla coppia centrale, sfruttando anche un po' questa leggera zoppia che vedo da parte di Frangipani ancora, che non si è ripreso del tutto. La botta evidentemente la storta l'ha presa cadendo vicino alla porta di Casagrande in precedenza, però penso che ce la faccia insomma a continuare a giocare, mentre mi pare che abbia terminato il suo riscaldamento l'uomo della Follinese. Non so se, attenzione, non so se gli è arrivato l'ordine di no, perché si è tolto anche si è tolto la tuta perché dava qualche problema probabilmente all'arbitro, quindi gli ha fatto levare la tuta blu e è rimasto in maglietta con poi il frattino da indossare. Ancora Frangipani prova il rinvio, è un po' dolorante ancora, sì. Attenzione perché è più veloce. Attenzione perché è più veloce il numero 9 Pizzolato
sul suo diretto avversario, era il numero 5 mi pare, no, non era Marostica ma era Bianco, e quindi un pochino in difficoltà nella marcatura. Ancora una spinta a centro area, attenzione perché la palla esce, però c'è un tiraccio da dimenticare da parte del numero 8 Alessandro Severin, che ha colpito di prima intenzione, sì, però la palla è volata altissima sopra la traversa e sopra la porta, terminando nel vicino campo sintetico di allenamento del Nervesa della Battaglia. Casagrande, ancora il rinvio, questa volta non supera la metà campo, colpo di testa da parte del Padernello che blocca tutto, poi ancora batti e ribatti con Frangipani che mette Sartor, ancora Sartor e Pizzolato, è un duo molto interessante questo. Arriva Garla che rischia un pochino di travolgere il suo compagno, e mi pare che sia Marostica andato per le terre, non ci ha pensato due volte Garla ad allontanare violentemente il pallone che gravitava ancora in area di rigore. È rimasto a terra adesso il giocatore della Follinese, mentre si attende la battuta del secondo calcio d'angolo per la compagine del Padernello, che sicuramente dopo il gol trovato al 7° minuto di gioco da Sartor, ha sicuramente, attenzione, un altro colpo di testa pericoloso da Cone. Però Cone si è alzato bene, però lì ha indirizzato palla non nello specchio della porta ma a lato, quindi nulla di fatto. Ancora però Marostica a terra, e vediamo se è lui l'uomo che doveva uscire in precedenza, visto che c'è un uomo che si sta scaldando, oppure se era un'altra soluzione, un'altra situazione. Vediamo, Marostica è uno che non molla tanto facilmente, quindi i giocatori ne approfittano adesso per dissetarsi. Entrambe le squadre si stanno dissetando. Marostica ancora a terra, mani sul volto. Vediamo che cosa è successo al numero 5 della Follinese, che prova a rialzarsi, mi pare ce la faccia, sì, dovrebbe farcela, quindi non era lui l'indicato, insomma, del cambio che Antoniazzi sta provando, insomma, e sta facendo riscaldare da un pochino di tempo lungo la fascia del campo. Rinvio di Casagrande, Follinese in 10 per il momento, e mi pare che il colpo per Marostica lo abbia sentito. Esce Casagrande a far sua la sfera con le mani. Vediamo, l'arbitro dà l'ok per far rientrare Marostica. 11 contro 11 ancora, situazione di parità anche a livello numerico, 41 minuti di gioco per quanto concerne questa gara, che è dal 7° minuto del primo tempo in vantaggio del Padernello con Sartor. Ancora in avanti la compagine del Padernello. Sartor si era buttato a terra, e qui è brutto questo fallo, un fallo brutto di Sartor, e viene ammonito, si infiamma la partita su questo fallo che Sartor poteva anche risparmiarsi. A colloquio Andreolla con l'arbitro, mentre il capitano del Padernello e anche Cone hanno trascinato lontano Sartor. E allora palla che viene ributtata nella mischia, il colpo di testa di Frangipani. Ecco lo stesso Sartor, no, è lo stesso Frangipani che va al tentativo di rinviare questo pallone, lo butta in avanti, attenzione perché la partita poi può prendere una brutta piega.
ancora Andreolla che mette pallone in avanti, può giocarla, attenzione con Frangipani che non riesce a controllarla e allora può ripartire dalla parte opposta, riparte ancora sulla fascia, attenzione perché c'è questa azione molto molto bella da parte di Pizzolato che è andato al tiro. Pizzolato che è andato al tiro al 43esimo minuto di gioco. Pizzolato, deviazione di Casagrande, in angolo. C'è stata un'ammonizione che abbiamo perso, poi eventualmente la recupereremo. Calcio d'angolo e c'è il gol, ancora, e c'è il gol del Padernello che porta a 2 il raddoppio molto bello tra l'altro del giocatore. Il cross è stato del numero 11 Sartor e poi il colpo di testa del numero 7 Condotta, al 44esimo minuto di gioco. Il gol che instrada una vittoria, niente da dire per la formazione del Padernello, che ha saputo sfruttare le occasioni che gli sono state lasciate, che ha avuto e che ha capitalizzato al massimo. Al 44esimo minuto di gioco quindi il raddoppio per la formazione del Padernello, che si porta sul 2-0 qui al Gipoviani di Nervesa della Battaglia. E allora adesso Antoniazzi, vista la malparata, qui c'era il fallo, non si fischiano più questi falli, non capisco il perché. C'è un fallo da Tergo usato con le mani, ma una spinta che non lo so, ostruisce, penalizza e non si fischia, non lo capisco. Viene in avanti ancora la formazione della Follinese, che adesso è stata colpita dura, 2-0, e bisogna in qualche maniera provare a reagire se si vuol riportare la squadra in parità. Sono 3 uomini intanto che si stanno riscaldando per la Follinese. C'è segno che Antoniazzi effettuerà i cambi, sicuramente non li effettuerà adesso ma tra il primo e il secondo tempo, quindi con ancora un fallo sull'autore del gol. Sono 45 i minuti di gioco, c'è stata, pensiamo ci saranno un paio di minuti di recupero del primo tempo. Follinese che scaraventa palla in avanti, però controlla bene il Padernello. Ancora una sfiorata di testa da parte di Vincenzi e palla che va al calcio d'angolo per la compagine della Follinese, che prova a riportarsi sotto. Lo deve fare adesso con tutte le forze, perché altrimenti partita che si è instradata sul 2-0 molto male, molto brutta, e quindi bisogna reagire subito. Ancora un tentativo di colpo di testa non riuscito da parte degli attaccanti della Follinese. Spinge il Padernello con Dieng, che vede tutto molto bene dalla parte opposta. Ancora Pizzolato, arriva a supporto il suo compagno, va al tiro ed è Pizzolato che prova il tiro, ma è attento Casagrande. Pizzolato aveva alla sua sinistra aveva Sartor, non gli ha dato palle, ha voluto andare al tiro, un tiro che è stato un po' innocuo, diciamo così, perché con i pugni ha rinviato Casagrande senza notevoli problemi. E allora l'arbitro, dopo i 2 minuti di recupero, dà
dallo stop e quindi dice che può bastare così. Si va negli spogliatoi al 47esimo minuto di gioco, 2-0 per il Padernello. Al 7° minuto Sartor e al 44esimo del primo tempo un gol del numero 7 Severin porta in vantaggio per 2-0 la formazione del Padernello sulla Follinese. Qui al Gipoviani di Nervesa della Battaglia valevole lo spareggio per passare in seconda categoria. Si è messa male per la Follinese, vedremo il secondo tempo. Linea alla regia.
Squadre che stanno rientrando in campo qui al Comunale Gipoviani di Nervesa della Battaglia. Stiamo seguendo per voi la gara spareggio tra Padernello e Follinese. Risultato per il momento, dopo i primi 45-47 veramente minuti di gioco, di 2-0 per la compagine del Padernello, che ha fatto per il momento sua la gara meritatamente, effettivamente, perché ha sicuramente giocato meglio, con una fascia sinistra, come abbiamo riportato in precedenza, che ha creato notevolissimi problemi agli uomini di Antoniazzi. Soprattutto Pizzolato e Sartor sono state delle spine nel fianco della compagine della Follinese, quindi non sono riusciti ad arginare in qualche maniera le forti spinte che arrivavano da quella parte. Allora Antoniazzi sta ancora attendendo per i cambi da effettuare. Pensavo effettuasse il primo cambio al rientro dagli spogliatoi, così non è, perché vedo che ancora si stanno riscaldando gli uomini di Antoniazzi e sono stati mandati a riscaldamento anche 3 della panchina del Padernello, segno che naturalmente poi sarà pronto ad effettuare qualche cambio anche il tecnico del Padernello Artuso. Vedremo lo snodarsi dei prossimi 45 minuti di gioco qui al Comunale Gipoviani. Parte il secondo tempo con il vantaggio di 2-0 per la compagine del Padernello sulla Follinese. Si fa male adesso, è caduto, palla che la Follinese voleva che si fermassero i giocatori del Padernello, così non è. Adesso un fallaccio da Tergo, segno che l'arbitro adesso ferma un po' tutto, vediamo se ammonisce anche, no, lascia giocare e poi fa entrare il massaggiatore per andare a soccorrere il giocatore della Follinese, che mi pare Marostica, che già si era fatto prima, in effetti non ce la fa. Cambio chiamato dalla formazione della Follinese, quindi sarà la Follinese ad effettuare il primo cambio, ma era un po' il cambio che stavamo vedendo e che avevamo visto in precedenza, perché va a riscaldarsi. No, forse no, è un altro giocatore quello che è stato chiamato per entrare in campo. Vediamo tra poco il cambio, con Marostica ancora a terra. Dovrebbe entrare, se non vedo male, il numero 17, mi pare. Allora, 15, non so se effettui poi 2 cambi oppure se è questo il cambio. Allora era quello che si stava scaldando in precedenza, mi pare. Quindi Marostica deve lasciare il campo. Vediamo quindi se ci sono 1 o 2 cambi. Allora esce il numero 5 ed entra il numero 16. Allora 5 fuori e 16 in entrata. No, questo era il 15. Questo era il 16, scusami. Adesso lo vediamo con questa battuta, il cambio intanto al secondo minuto di gioco del secondo tempo. Un altro errore veramente davanti al portiere. Dieng non trova più la palla e allora nulla di fatto con il cambio che è avvenuto, stiamo ancora rincorrendo il giocatore che era quello che si stava scaldando fin dal primo tempo. Ancora Garla che si fa rubare la palla, poi ancora una volta il pallone viene contenuto e portato avanti dalla formazione del Padernello.
ancora in avanti il lancio lungo per cercare l'inserimento di Sartor, che va ugualmente a cercare di prendersi il pallone, non riuscito, nulla di fatto quindi per quanto riguarda il giocatore autore del primo gol del Padernello. Formazione che non è cambiata, non è mutata, tranne questo inserimento al posto di Marostica appunto per infortunio, un Marostica che lascia il campo dolorante. Aveva già avuto qualche problema nel corso del primo tempo, poi al rientro dagli spogliatoi c'è stato questo contrasto dove ha dovuto abbandonare il campo. Dieng in avanti, palla lunga, Sartor, e adesso è bravo Casagrande a parare, quindi Dieng per Sartor, e poi parata in angolo del portiere quando sono trascorsi 4 minuti di gioco del secondo tempo e c'è il calcio d'angolo per la formazione del Padernello, il terzo calcio d'angolo per il Padernello, uomo a terra anche per il Padernello qui all'interno della linea di metacampo. È il numero 9 Pizzolato. Vengono in avanti perché mancava un uomo per andare a colpire di testa, e allora pronti, l'arbitro dice che si può battere Sartor, che la mette dentro, il colpo di testa di Garla con palla che se ne va fuori in qualche occasione con qualche difficoltà. Attenzione a un colpo di testa in anticipo che mette palla in fallo laterale, nulla di fatto ancora, con la situazione sempre di 2-0 per la formazione del Padernello, che ha sbloccato il risultato al 7° e al 44° del primo tempo, un 1-2 pesante per la compagine di Antoniazzi, che è sotto di 2-0. Esce bene la Follinese, c'era forse un fallo, ammonito. Ammonito il numero 10 e quindi ammonito Conè. Adesso si vede poco giocare perché c'è un uomo a terra anche per la Follinese ancora, e pare piuttosto serio perché sta sbattendo i pugni sul campo. Si rialza fortunatamente il numero 11 Rebeschini. Non dovrebbe essere nulla di grave, quindi Rebeschini si è rialzato, palla che può essere rigiocata. Tante interruzioni, si è visto poco di calcio, 6 minuti e 36 in questo esatto istante, con la partita che deve fare attenzione anche l'arbitro perché può diventare pericolosa con parecchi falli da una parte e dall'altra. Anche adesso pallone che arriva con molta calma su Cimolin, sarà lui ad interessarsi della battuta che va a pescare il compagno Severin con il numero 8 sulla fascia, prova a puntare l'uomo, la lascia andare Cone, molto interessante, però palla che termina sul fondo, quindi possiamo confermare che è entrato il numero 15, quindi Riccardo Bortolini al posto di Alberto Marostica, quindi l'abbiamo e lo certifichiamo con questo cambio tra i due fratelli, pensiamo i due che portano lo stesso cognome. In avanti ancora la Follinese che prova a reagire, deve farlo in qualche maniera, in qualche modo, per tentare naturalmente di ribaltare la partita e rivedere di riaprire la gara, mentre mi pare che mister Antoniazzi vada, attenzione ancora, confusione, tanta confusione sulle linee difensive, c'è il calcio d'angolo che viene
dato alla formazione del Padernello. A fare attenzione mentre ci sarà un altro cambio, poi immagino dopo il calcio d'angolo o nell'azione susseguente, insomma c'è un altro cambio che verrà effettuato dalla Follinese. Ho detto che il calcio d'angolo era per il Padernello, invece è, come potete vedere, per la Follinese, che mette dentro questo pallone. Il tentativo di colpo di testa, nulla di fatto, palla che termina fuori, Dieng che se ne va di corsa lungo la fascia, Dieng che vuole il taglio e lo effettua, ma c'è ancora il numero 3 Andreolla che mette sui piedi del nuovo entrato Bortolini. Palla che viene giocata con calma, ancora Bortolini sulla sua fascia di competenza, è pronto al rinvio lungo, pesca molto bene lì davanti il numero 9 che tiene palla a una bella sponda, poi ancora il tentativo di andare al tiro con l'ostacolo da parte di un giocatore del Padernello. L'arbitro dice che non c'è nessuna deviazione, l'ha toccata per ultimo il giocatore della Follinese, ovvero Favero, secondo l'arbitro, e quindi nulla di fatto. C'è la rimessa dal fondo da parte di Cimolin, il portiere della formazione del Padernello, che si prende tutto il tempo necessario per la battuta e va oltre la metà campo il pallone. Ancora fallo, partita che è scaduta di tono tantissimo, con tanti falli e tanti black. Vediamo che c'è il cambio allora esce il 7 ed entra il 16, quindi fuori il numero 7 Vettoretti ed entra il numero 16 al minuto 10 del secondo tempo, quindi cambio ancora nelle fila della Follinese. Però attenzione, perché ci sono due uomini a terra adesso. Più che una partita di calcio è veramente una caccia all'uomo, perché bisogna stare molto molto attenti anche per quanto riguarda l'arbitraggio. Insomma, non deve farsi scappare la partita dalle mani, partita che vale come spareggio, vale come finale, insomma, per salire in seconda categoria. E quindi è una partita che è importante, che si è rialzato intanto Pizzolato. L'arbitro li fa accomodare fuori perché sono entrati i massaggiatori, quindi dovranno uscire i giocatori che erano rimasti a terra per poi aspettare il segnale dell'arbitro per il loro rientro. Non è bello questo secondo tempo, chiaramente è entrato un po' l'agonismo a farla da padrone quando ci sono parecchi falli, insomma, a spezzare il gioco. È tutto pericoloso, soprattutto perché la partita può scappare dalle mani. L'arbitro ferma il gioco ancora e allora dà l'ok ai due, quindi ristabilita la numerazione, 11 da una parte e 11 dall'altra. Rinvio ancora di Cimolin, anzi di Casagrande, il rinvio lungo per la Follinese, blocca tutto il Padernello, il colpo di tacco di Dieng per far viaggiare il numero 9 Pizzolato, che non riesce ad andare avanti, viene fermato dal suo diretto avversario. In avanti ancora, butta palla per cercare, c'è la spinta del numero 9 De Martin nei confronti del capitano Mattarollo del Padernello. Ecco un cambio e allora entra il numero 19, se vedo bene da qui, ed esce il numero 11, l'autore del gol. Quindi fuori Sartor e dentro il numero 19 al 12° minuto del secondo tempo, quindi è il numero 19 ad entrare in campo per quanto riguarda la formazione del Padernello. E il 19 è Doumbia.
si infiammano i tifosi del Padernello, ma in positivo, perché un po' di numeri, insomma, dai giocatori di colore che hanno tra le loro fila. Palla che viene ancora Dieng a prendersela, ecco il nuovo entrato che fa girare, era Doumbia che fa girare su Conè, punta ancora in avanti la fascia ancora indicata prima come quella più in difficoltà della Follinese, nulla di fatto, palla che questa volta viene messa in fallo laterale, mi pare dal numero 8 della Follinese, ovvero Samuel Favero, che blocca l'azione. Allora c'è un altro cambio, entra il numero, esce il numero 8 ed entra il numero 17, chiedo conferma. Esce il 10 ed entra il 18. Io ho dei problemi di vista e quindi scusatemi. Allora esce il 10 Botton ed entra il numero 18 al minuto 14 del secondo tempo, con questo cambiamento ancora per la formazione di Antoniazzi. Formazione di Antoniazzi che ha giocato le sue pedine. Mi pare ci siano ancora degli uomini che si stanno riscaldando, ancora 2 per l'esattezza nel computo, e quindi vedremo quello che succederà, se gli effettuerà questi cambi oppure no. Ancora il tentativo di tiro svirgolato, adesso stiamo vedendo pochissimo calcio, niente da dire. Fallo, tanti falli, tante azioni spezzettate, non c'è nulla da dire. Insomma, è una partita che nella seconda frazione di gioco ha perso un po' la bellezza di quello che avevamo visto nel primo tempo. C'è ancora un calcio d'angolo per la formazione della Follinese, e il quarto calcio d'angolo. Sta provando a spingere la Follinese, mette dentro questo pallone sul secondo palo, ma non c'è nessuno dietro. Si è guardato un po' intorno, il numero 18 Lorenzon, palla che però è appannaggio del Padernello, con Dieng che la tiene lì, la fa viaggiare, adesso la controlla Garla che la sbatte in avanti, ancora il pallone che stava per sfuggire via, ancora a terra uno scontro con Pizzolato che sta mettendoci veramente, palla che va fuori, è un po', ripeto, questi interventi sono piuttosto pericolosi. Anche adesso una spinta sul giocatore da parte, doppia spinta, perché c'erano 2 contro 1 da parte di quelli del Padernello contro il giocatore della Follinese. Viene a battere la punizione Grando, il numero 6 della Follinese, che prova a mettere dentro questo pallone per le sue torri. Butta dentro questo pallone, ci arriva qualcuno, saltano un po' in tutti, poi a palla termina fuori, nulla di fatto con questa azione. Partita che nel secondo tempo è decisamente brutta, non stiamo vedendo calcio, stiamo vedendo tanti falli, tante interruzioni da parte del signor Formisano, che naturalmente cerca di non farsi scappare la partita dalle mani. In avanti ancora il Padernello che conquista palla sulla linea della metacampo, scaraventa in avanti, buona la spizzata, attenzione per il nuovo arrivato, fuori gioco. Ha fischiato il fuorigioco su segnalazione della bandierina opposta alla tribuna, palla che rimane lì. Adesso può ripartire la Follinese dopo lo scampato pericolo, perché anche questa era una bella azione da parte del Padernello. In avanti tutto con il gioco
della Follinese, che esprime un buon gioco fino alla metà campo con belle azioni, tra l'altro anche tutti di prima e giocate rasoterra. Poi davanti ci si perde un pochino perché la situazione va a degenerare, non riuscendo poi a portare nessun pericolo anche quest'oggi alla porta di Cimolin, un po' come aveva fatto, un po' come la tenuta che aveva avuto contro la Dynamis nella finale di Coppa Provincia. Può provare a manovrare ancora il Padernello, perde palla in una posizione pericolosa, poi si salva e allora prova a ripartire, ci riesce con Dieng che tiene palla, molto buono, palla che va sull'altro Doumbia che sventaglia tutto dalla parte opposta, però non trova il compagno che stava cercando in precedenza. Destra-sinistra, due uomini a terra, uno per parte, viene in avanti Garla, non si capiscono i due, non si capisce con il numero 18 Lorenzon, e allora il portiere Cimolin si prende tutto il tempo immaginabile e possibile, giustamente, per raccogliere questo pallone e provare a lanciarlo lungo oltre la metà campo, tentativo di andare a colpire di testa, poi Pizzolato che non ci arriva sul pallone, va indietro, palla riconquistata dalla difesa della Follinese, lancio in avanti lungo, non passa, colpo di testa, arrivano quelli della Follinese, lascia tutto, è molto buono questa azione, potrebbe riaprire la partita, poi si mangia e si divora tutto ancora il numero 11 della Follinese Rebeschini, l'arbitro lascia correre, qui il pericolo appunto che la partita possa degenerare improvvisamente, il colpo di testa tentato, non riuscito, soltanto una spizzata da parte della compagine della Follinese che ci sta provando con tutte le sue forze a rientrare in gioco, basterebbe un gol per riaprire la partita chiaramente, e quindi però bisogna andare a farlo, bisogna andare a realizzarlo. Nulla di questo abbiamo visto in questo deludente secondo tempo, giunto a 20 minuti di gioco, con palla che viene rinviata oltre la metà campo, pallone che va ancora a favore del giocatore numero 15, altro fallo, pubblico che si infiamma, ma non è successo nulla, dice l'arbitro che lascia correre. Ci sarà un cambio per quelli del Padernello, mi pare, è pronto un uomo ad entrare in campo, ancora il tentativo di uscita, ci sono scintille tra il capitano del Padernello e il giocatore numero 18 Lorenzon della Follinese, mentre si cerca di far effettuare il cambio, e finalmente è così. Vediamo se riesco ad individuarlo questa volta. Esce il numero 7 che è l'autore del secondo gol, ed entra il numero 15. Perfetto, meno male. Allora, meno male per quanto riguarda la vista, nessun problema per i giocatori. 21 minuti di gioco del secondo tempo, quindi dentro, fuori condotta il giocatore che ha segnato il secondo gol, mentre c'è un altro cambio, il 2 per il 19 nella formazione della Follinese, quindi al 12esimo, al 22esimo del secondo tempo entra il numero 19, sì, è entrato il numero 19 per la Follinese, Ndie, che va a prendere posizione in campo. Vediamo dove andrà a posizionarsi. Palla che viene giocata con le mani, rimessa in gioco che termina in fallo laterale. Di poco si è mosso il pallone. 22 minuti di gioco qui al Comunale Gipoviani di
nervesa della battaglia, dove la situazione sorride per il momento al Padernello. 2-0 il risultato, con gol di Sartor e di Condotta che hanno portato sul doppio vantaggio appunto la compagine del Padernello. Adesso c'è un fallo da parte del Padernello e si riprenderà a giocare con una punizione per la Follinese. Se ne dovrebbe incaricare Favero, che guarda verso i suoi compagni. Vorrebbero che salissero qualcuno di più, perché allora ci sono tre uomini che sono rimasti a difesa del risultato. Porta in avanti anche il terzo uomo con Favero, che andrà al tiro perché ha fatto sistemare la barriera. Insomma, vediamo se ci sono tre uomini in barriera del Padernello. Va Favero alla battuta di esterno, leggero esterno, però la palla arriva debole tra le braccia di Cimolin, che non ha difficoltà, si getta a terra e para questo tiro. Quindi nulla di fatto. 24 minuti di gioco qui al Gipoviani per questo spareggio che dovrà dire chi salirà in seconda categoria. Ancora un calcio d'angolo, è il quarto calcio d'angolo per la formazione del Padernello. Quarto calcio d'angolo per la formazione del Padernello, con Dumbia che va alla battuta. Dumbia alla battuta, anzi no, lascia poi al compagno Severin. Pronto alla battuta Severin, mettere dentro questo pallone. Vediamo quello che succede. Palla sul secondo palo, si alzano un po' tutti, riesce anche a prenderla il pallone. Poi è il portiere Casagrande che ha rinviato lungo. Casagrande, che tra l'altro è diventato capitano, mi pare, dopo l'uscita di Vettoretti. Quindi è lui il capitano della Follinese per questo finale di gara. Ancora in avanti la formazione di Follina. C'è il fallo, l'arbitro lascia correre. C'è la rimessa in gioco da parte della Follinese, che doveva giocarla un pochino meglio e con un pochino più di tranquillità, invece va a complicarsi la vita cercando di andarsene nell'uno contro uno su una fascia, su un fazzoletto di gioco, su un fazzoletto di campo. In effetti perde poi la sfera. L'ultimo tocco è proprio del giocatore della Follinese, allora può avere vita facile la compagine del Padernello, che va a prendersi questa rimessa in gioco con le mani. Palla ancora lunga, si gioca, può giocare ancora, il tentativo di buttarla dentro. Rinvio lungo. Attenzione. Pubblico che rumoreggia, pubblico di casa Follinese che rumoreggia, vorrebbe il fallo. C'è un uomo dei suoi a terra, non è così, dice l'arbitro. 26 minuti e 39 di gioco, ci stiamo avviando verso la mezz'ora, con un secondo tempo molto molto brutto, diciamolo pure tranquillamente, senza paura di venire smentiti. Si è giocato poco. Palla che viene ridata dalla Follinese al Padernello ed è pronto il rinvio di Cimolin. Rinvio lungo oltre la metà campo, abbondantemente, spizzata di testa. Attenzione, qualche difficoltà, e qui c'è un fallo che però non è, a mio giudizio non è volontario, è proprio l'apertura del braccio. Poi non lo so, pensavo sono crampi, pensavo si fosse fatto male al volto, ma poi si sta facendo tirare la gamba per sopraggiungere di crampi, quindi da terra l'aiuto del suo compagno per far rialzare il giocatore del Padernello.
che è rimasto a terra. Su questo colpo con il braccio sicuramente che c'è stato, però mi pare che poi non l'abbia nemmeno tanto accusato, e cadendo un pochino male ci sono stati i crampi per il giocatore appunto del Padernello. Intanto la palla è dall'altra parte, il Padernello va a giocare, va a ridare palla appunto alla formazione del Follinese con Casagrande che prova a scaraventare il pallone lontano dalla sua porta, lontano dalla sua area, lo butta in avanti per cercare naturalmente di aprire questa partita che si è complicata maledettamente con il secondo gol al 43esimo, 44esimo del primo tempo. Cambio ancora mi pare per il Padernello, esce il numero 10 ed entra il numero 14, quindi esce il numero 10 Conè al 29esimo minuto del secondo tempo ed entra il numero 14. Cambi che si vanno a complicare adesso con questi inserimenti. Vediamo poi dove finiscono a giocare questi giocatori. Sfortunato, c'è il colpo di testa, ma poi c'era il colpo di tacco che aveva fatto andare in calcio d'angolo la palla, però poi c'era il fallo che l'arbitro aveva visto in precedenza, aveva fischiato. Ancora un fallo, non si gioca più, come vi sto dicendo dall'inizio del secondo tempo. Non si gioca più in questi secondi 45 minuti di gioco, si è giocato veramente pochissimo. Colpo di testa ancora una volta, l'arbitro però ha visto una posizione o il fallo, sia posizione, e quindi si riprenderà a giocare con una punizione per la formazione del Padernello, che naturalmente con tutta calma al 30esimo minuto di gioco prova a rinviare questo pallone lungo, lo colpisce di testa Bortolini, poi la palla che rimane lì, ancora scontri a centrocampo, c'è anche la possibilità veramente di vedere dei brutti falli, quindi speriamo che naturalmente si rientri un pochino nella normalità, si provi più a giocare ed andare verso la fine di questa gara che sta portando la vittoria appunto al Padernello, con un 2-0 che non lascia dubbio. Casagrande viene a pescare il numero 19 della Follinese, che prova a mettersi in proprio, si complica un po' perché non c'è nessuno in fianco e non c'è nessuno nemmeno pronto a dargli una mano, devo essere sincero. Deve andare indietro su Andreolla, che allora la scaraventa lunga in avanti il più lontano possibile per andare ancora a portare qualche attacco dalle parti di Cimolin, palla però che viene controllata dal difensore del Padernello, che rimane a terra, non mi pare sia infortunato, no, si rialza e può rientrare immediatamente. Allora Cimolin ancora al rinvio e ancora con la possibilità di battere questo rinvio dalla sua porta oltre la metà campo, arriva di poco il colpo di testa, ancora delle spinte in mezzo al campo, rimane a terra un altro uomo in maglia verde, allora punta dalla parte opposta Dieng, che è velocissimo, poi riesce a fermarlo Bortolini, lancio lungo sempre sulla fascia, ancora un uomo a terra per il giocatore del Padernello. Uomo del Padernello è Pozzobon, mi pare, Pizzolato, scusatemi, il numero 9, che è rimasto a terra. Adesso arriva l'arbitro, ma sono soltanto crampi quelli di Pizzolato. L'arbitro chiama i sanitari per farli entrare. In effetti serve l'arrivo e l'entrata appunto dei sanitari per far bere e dissetare il giocatore, mentre mi pare che ci saranno altri 2 cambi in casa Follinese. Li butta tutti nella mischia Antoniazzi per cercare naturalmente di riprendere la partita in mano, o quantomeno di riaprirla per un finale, poi tutto da seguire.
Allora sicuramente un uomo, un cambio, perché lo vediamo pronto. Sicuramente un cambio, vediamo. Allora, entra il numero 17 ed esce il numero 8, ma qui siamo in casa Padernello, quindi 17 e 8. Per la Follinese, 17 e 8, 17 con l'8. Allora, un po' di confusione perché... Allora, 17 al posto dell'8 per la Follinese, quindi è uscito Favero ed è entrato il numero 17 al 33esimo minuto del secondo tempo. Ancora un cambio. Palla che termina fuori. Sinceramente si è giocato veramente pochissimo in questo secondo tempo e soprattutto non bene. Partita che si è instradata verso Padernello già al 44esimo del primo tempo e che la Follinese non riesce a riportare in vita con azioni che potrebbero portarli dalle parti appunto di Cimolin, quindi nulla di fatto ancora, con pallone conquistato dalla difesa del Padernello che tiene bene, riesce in qualche maniera a salvarsi. Poi ancora un fallo fischiato ai danni del Padernello. Ancora un fallo fischiato a favore della Follinese. Vuole tutti in avanti Favero, che continua a guardare i suoi giocatori. Poi c'è Antoniazzi che sta cercando di dire qualcosa anche a Bianco dalla parte opposta. Rimangono due uomini in difesa, due uomini a difendere, poi tutti gli altri sono in area, quindi giustamente, insomma, anche per cercare di sbloccare la situazione. Va al tiro ma termina ancora alto, altissimo, nulla di fatto. Non ci siamo nemmeno dalle punizioni per quanto riguarda la Follinese, che oggi sicuramente non ha brillato sotto questo aspetto. Mi pare che ci sarà anche un altro cambio in casa Padernello, ma ancora non è tempo. Vediamo, si va al rinvio, 35esimo minuto di gioco, 10 al termine più eventuale recupero, e qualcosa ci sarà, insomma, perché i cambi ci sono stati, quindi bisognerà giocarselo tutto. 1, 2, sono 5 cambi già effettuati per la Follinese e sono 3 i cambi effettuati dalla compagine del Padernello, quindi qualche minuto sicuramente, 5 minuti sicuri ci saranno da dare per il recupero. 36, ecco il cambio. Ecco il cambio. Allora il 16 è pronto a rientrare, a entrare al posto del 3. Ho detto giusto? 9. Sì, esce il 9, confermo. Allora, esce a braccia, tra l'altro, perché colpito da crampi. Ammonizioni poi in panchina alla Follinese, ho visto. 16, Enzo? Perché la difficoltà dei cartelli. Quindi fuori il 9 del Padernello, pizzolato, e dentro il numero 16 per quanto riguarda sempre il 37esimo minuto del secondo tempo. Si torna a giocare, o quantomeno si prova a giocare, perché si è visto veramente poco calcio in questo secondo tempo. 37.
8 al termine più l'eventuale recupero, prova ad andarsene sulla fascia dove prima ha fatto il disastro il Padernello, prova a spingere anche la Follinese adesso su quella fascia cercando fortuna. Palla che danza in area di rigore, poi arriva, ma arrivano a sgomberare il tutto. Attenzione perché Cimolin è fuori dalla porta, il pallone è terminato da qualche parte in qualche casa nelle vicinanze qui di Nervesa della Battaglia, perché un tiraccio fuori lungo e alto per non far arrivare palla da nessuna parte, insomma, in campo, e c'è riuscito Cimolin. Prova ad andarsene ancora la formazione del Padernello che perde palla e allora la mette dentro molto bene, palla che rimbalza da una parte e dall'altra, palla che termina fuori, il tiro dall'illusione della traversa, ma non c'è traversa, ha battuto fuori sulla rete fuori, quindi nulla di fatto con questo tiro per la Follinese, che ha provato a spingere, che sta provando a spingere, deve farlo. 39 minuti. Colpo di testa ancora sfiorato. Doumbia per Dieng, sicuramente uno dei migliori dei suoi. Colpo di testa ancora, si ferma, spezzoni di partita, spezzoni di gioco. Si riparte con un rinvio lungo di Casagrande, anticipato dalla parte opposta da Frangipani, che mette palla in fallo laterale. Ancora il pallone che gravita lì sulla fascia sinistra del campo, dove nel primo tempo ha avuto ragione, ha fatto bene la compagine di Padernello, che viene in avanti adesso con Dieng sulla fascia destra del campo. Dieng ha cercato il piattone sul secondo palo, ma è bravo Casagrande questa volta, bravo Dieng con questo tiro parato, è una delle cose migliori viste sul finale di secondo tempo, al 40° del secondo tempo qui al Comunale Gipoviani di Nervesa della Battaglia. Questo è sicuramente una giocata interessante nel secondo tempo, dove si è visto veramente poco, pochissimo, molto poco. L'arbitro che ha controllato il cartellino, poi è andato, sta parlando con il suo guardialine, proprio perché probabilmente ha qualche dubbio di qualche ammonito o del tempo da concedere, perché ha voluto verificare quanti appunto sono stati gli slot compiuti e fatti. 4 minuti intanto, 4 minuti da giocare prima del fischio finale, e poi ci saranno i minuti di recupero. Di esterno ancora, pallone che però se ne va sull'esterno. Chiedo a Vincenzo Russo, io scenderei velocissimamente poi, perché dobbiamo fare in fretta avendo altri appuntamenti sul nostro canale streaming, e quindi velocissimamente, insomma, per le dichiarazioni dei vincitori e degli sconfitti in questo caso, per quanto riguarda la gara che abbiamo seguito. Aspetto di vedere quanti minuti darà, ma sono sicuramente 5 minuti o qualche cosa anche in più. Riprende il Padernello, che non ha mai smesso di giocare, dobbiamo essere sinceri, Adesso c'è un fallo reclamato. Abbiamo visto di tutto quest'oggi, in questo secondo tempo soprattutto. In questo secondo tempo stiamo vedendo di tutto tranne calcio. Permettetemi di dirlo, tranne calcio, veramente. In questo secondo tempo
non abbiamo più visto. Adesso viene dentro bene, vediamo la Follinese che va in avanti, va il tentativo di tiro, ma anche in questo caso non c'è stato nulla da fare, c'è un calcio d'angolo concesso, alla Follinese con il quinto calcio d'angolo per la Follinese. C'è un uomo a terra del Padernello, Crampi. È stata una stagione lunga per questa terza categoria, stagione che poi per queste due squadre, per queste tre squadre con la Dynamis si è allungata appunto ancora di più con questi spareggi che si stanno svolgendo, si stanno facendo, quindi diciamo che i crampi ci stanno, insomma, a parte il fatto che è una partita sentita, è una finale, insomma, quindi hai la tensione a 1000 e ancora una volta la Follinese va vicina alla trasformazione ma non ci riesce, palla che termina a lato sul fondo, è una occasione ancora una volta persa da parte della compagine di Antoniazzi. Palla lunga, ancora l'anticipo netto, Padernello che prova ad impostare, prova a buttare in avanti la palla, c'è qualche diatriba in mezzo al campo tra un paio di giocatori che stanno un po' infiammando il match. Il colpo di testa con pallone che arriva in tribuna. Pallone che arriva in tribuna, poi non rientra perché colpisce la rete, poi quando ci si mette tutto. Vediamo i tempi, abbiamo 3 minuti? 5 minuti, cosa leggi Enzo? Perché io da qui non leggo. 8 minuti. 8 minuti di tempo da recuperare. 45esimo minuto di gioco e quindi si giocherà fino al 53esimo. Sta succedendo di tutto, no? Allora seguiamo da qui il finale. Però avremmo potuto e saremmo riusciti, non ce la facciamo, molto bene. Allora, andiamo verso la fine di questa gara con la possibilità di vederla veramente scappare di mano all'arbitro. Ci auguriamo di no. Palla che viene controllata ancora, 8 minuti di recupero, vi dicevo. Padernello che esce vincente ancora da questo scontro, poi se ne va Dieng, lo bloccano, poi ancora qualche fallo. Sì, c'era il fallo anche in questo caso. Nervi a fior di stelle, fior di pelle. Le stelle oggi qui ne abbiamo viste poche nel secondo tempo. Pallone che sarà gettato in avanti, non c'è altro da fare per poter riaprire con qualche speranza un 2-1, per vedere poi un finale che sinceramente sarebbe da massacro. Quindi è un 2-0 che per il momento il Padernello ha meritato. Un primo tempo dove ha giocato meglio sicuramente, ha sfruttato le occasioni che la Follinese gli ha aperto e gli ha concesso, e quindi nulla di rubato, nulla di brutto in questo caso, mentre di brutto c'è stato questo secondo tempo che ha lasciato pochi spazi al calcio giocato e tanti spazi invece a falli, a proteste, a atleti che sono caduti a terra e si sono fatti massaggiare, si sono fatti
hanno fatto entrare i sanitari, quindi a perdere un po' di tempo, un po' di tutto, insomma, ma tranne quello che si chiama calcio, che non abbiamo visto in questi secondi 45 minuti di gioco. Continuano con i falli, adesso si arrabbia e viene ammonito, si arrabbia nei confronti dell'arbitro bianco e viene ammonito bianco. Poi si rischia di perdere la testa, vi dicevo, no? Quindi sono 48 minuti giocati, ne mancano. Attenzione anche in questo caso. Rosso in mano, rosso per il numero 3 del Follinese, Andreolla. Rosso per Andreolla, che lascia il campo. Finale concitato, finale che, se abbiamo detto prima, sono stati 45 minuti, 48 minuti brutti nel secondo tempo, adesso veramente sono molto brutti. Un giallo, mi dicono, al 16. Un giallo al 16. Bene. Ammonito il 16 del Feltrin del Padernello. Palla che rimane lì ancora a centrocampo, si gioca, Dieng che ci mette la corsa. Può ripartire, può provare a ripartire, nulla di fatto. Ancora in avanti il Padernello. Padernello con il numero 15 che prova a trovare fortuna, ma non ce n'è più. Non ce n'è più nemmeno per Bortolini Riccardo, che ha provato ad andare al tiro, ma ormai la stanchezza si fa sentire. Tiro che è andato debole, nulla di fatto. Può giocare la Follinese ancora e spingere in avanti i suoi per le ultime battute. 50 minuti di gioco. Colpo di testa, palla fuori, si riprenderà a giocare con una rimessa dal fondo da parte di Cimolin, da parte del Padernello, che può respirare. Intanto Cimolin si leva anche i guanti per allacciarsi le scarpe, quindi, signori miei, qui ne perdiamo un altro minuto buono per allacciarsi scarpe e rimettersi i guanti, naturalmente, ma l'arbitro fa segno che recupererà, anche se non ne avevamo proprio voglia. C'è un altro cambio, entra il numero, quindi sinceramente così non vediamo i numeri. Esce Dieng intanto nell'ovazione del pubblico, del suo pubblico, però non ho capito il numero 17. Allora entra il numero 17 ed esce Dieng al 50° minuto, insomma, più o meno, con il numero 17 che entra in campo per il Padernello. Eccolo qui, il giocatore che scodella questa palla molto bella, poi arriva Bortolini, subisce il fallo, forse l'arbitro lascia correre, c'è la rimessa in gioco. Ah no, ha dato la punizione, quindi può, no, più indietro. Vabbè, palla che torna indietro, rinvio lungo oltre la metà campo, pallone ancora gettato in avanti, palla che viene controllata dal Padernello, nulla di fatto.
Casagrande pronto al rinvio lungo, colpo di testa del capitano ad interrompere i giochi. ...53 minuti di gioco, adesso potrebbe essere finito, però mi pare che avesse detto che concedeva qualcosa in più perché ci si era fermati ulteriormente dopo gli 8 minuti, quindi si giocherà fino al 54esimo a sto punto, o almeno vediamo, raccoglie palla il Padernello, si invola anche il capitano, adesso si invola il capitano dalla parte opposta, fuori gioco, si alza la bandierina, c'è il fuorigioco, dicono di no i giocatori del Padernello, però è così, si è alzata la bandierina della terna arbitrale, si gioca ancora, ancora un minuto, allora sì, 53-39, quindi si giocherà fino al 54esimo, palla ancora, fallo, è una punizione per la Follinese che deve velocizzare il tutto, la butta in avanti cercando di far correre il suo compagno di squadra, palla che va a chiudersi. Vediamo, no, non c'è il triplice fischio finale, partono i fumogeni anche del Padernello, scappano un po' tutti perché c'è solo fumo adesso. Speriamo di vedere il finale di gioco con il Padernello che chiude e va in seconda categoria. Il Padernello quindi batte per 2-0 la formazione della Follinese, vince questo spareggio e va in seconda categoria. Noi terminiamo qui il nostro collegamento con il Gippo Biani di Nervesa della Battaglia con la vittoria appunto del Padernello per 2-0 sulla Follinese. A tutti buona giornata e buona continuazione.